Credo che ormai questo treno partito in sordina qualche anno fa, io sono l'unica che parla e che non ha fatto niente, giusto? Mettiamo subito le cose in chiaro. No, perché io ci sono, sono socio onorario, non ho capito se onorario dei ferrovieri con l'Africa, perché sono contenta che ci sia anche l'ingegner Ciaconia qui oggi, perché di fatto io mi muovo con loro in tutte le iniziative che stanno portando avanti a fianco del CUAM, e veramente questa insieme a Don Dante e a tutti le donne e gli uomini del CUAM, anche i ferrovieri ci hanno creduto tanto, e non smetterò mai di ringraziare anche Trenitalia nella figura oggi dell'ingegner Giaconia per aver appoggiato. Sono contenta che finalmente, insomma, è da qualche anno che proviamo ad esportarlo nelle altre regioni, finalmente un varco è stato aperto, credo che sia veramente una iniziativa che può trovare il consenso e il favore di tutti i territori. Facciamo un applauso anche a questi bambini. E credo che dare anche la possibilità a questi bambini di poter visitare il treno e di poter fare anche attività didattica all'interno del treno sia assolutamente importante. Ringrazio anch'io, mi accodo a Manuela, a tutto il personale della regione, a tutti i volontari del CUAM e a tutti i ferrovieri con l'Africa che hanno reso possibile anche quest'anno questa meravigliosa iniziativa. E ovviamente, aspettando l'edizione 2025, oggi abbiamo anche Coldiretti Donne Impresa, che insomma vedete ogni anno qualcuno si aggiunge, quindi credo che nei prossimi anni la banchina di un treno, di una ferrovia non sarà sufficiente per accoglierci tutti. Veramente grazie, continuate così, come regione ovviamente noi ci saremo sempre. Buona giornata a tutti. Quinta edizione del Treno della Salute, fortemente voluto dalla Regione Veneto, dalla prevenzione. Ringrazio la dottoressa Russo e tutto il suo staff che vedo qui ben rappresentato, perché per noi è ormai fa parte della nostra programmazione sanitaria, sociosanitaria, ma direi anche sociale. La novità di quest'anno su questo treno, come avete sentito, è stato quello dell'allargamento, quindi di includere anche 2 nuove regioni. L'anno prossimo, ho già detto a Don Dante, che ringrazio, che lavoreremo ancora di più anche con i colleghi assessori della sanità delle altre regioni, per cercare insomma di far passare un messaggio, che è quello che ho sentito dalle parole di chi mi ha preceduto, e quindi dai rappresentanti istituzionali, da Don Dante, il CUAM, i ferrovieri, insomma tutti coloro che partecipano con noi a questo progetto, ossia quello di mettere al centro il diritto alla salute. Per noi, e quindi vado anche a rispondere a qualcuno insomma che ha fatto questa sollecitazione, il diritto alla salute è sacrosanto, è sancito all'interno della nostra Costituzione. Noi abbiamo la fortuna di avere un sistema universalistico, ossia il diritto per tutti, e vi assicuro che per noi questa è la difesa principale che noi metteremo in campo sempre, perché io credo che la salute è il bene principale che l'abbiamo capito nei mesi, negli anni difficilissimi della pandemia, quanto salute, sviluppo e progresso devono andare insieme, e quindi diventa sacrosanto la difesa, ma soprattutto l'avvicinamento a tutte le fasce sicuramente più deboli, e il treno è per noi sicuramente il veicolo che rende ancora questo accesso più accessibile e più universale, quindi più equo per tutti. E questo è il messaggio che noi abbiamo sempre voluto dare con questa struttura, questa infrastruttura e con questo progetto. Vi do alcuni numeri così capiamo anche già l'edizione di quest'anno, insomma, ha avuto dei numeri molto importanti. Come si diceva, 9 tappe tra 3 regioni, più di 700 screening che sono stati fatti all'interno di questa struttura, 500 interventi sanitari, però mi piace sottolineare i 500 bambini che hanno visitato, si sono soffermati all'interno di questo treno, e gli oltre 180 volontari, e qui credo che ci vada un ringraziamento importante per tutto il mondo del volontariato, che chiaramente è imprescindibile.
sostenibile rispetto a progettazioni come questa. Abbiamo cercato negli ultimi 2 anni con questo progetto, tramite il treno, il veicolo insomma più amato, più conosciuto, di far passare anche dei messaggi di prevenzione. Il Presidente del Consiglio di Venezia ha ricordato l'ottobre in rosa, il mese dedicato per antonomasia alla prevenzione del tumore al seno. Però noi abbiamo voluto con questo treno anche lanciare un messaggio, la campagna regionale Vivo Bene Veneto, che vuol dire facciamo tutto quello che è possibile per prevenire, per vivere più in salute, per avere più qualità di salute, per avere quindi meno problemi al futuro, e cerchiamo di mettere in campo anche i messaggi più giusti, che sono quelli che mi muovo, mangio bene, evito gli abusi, faccio gli screening, cerco di controllarli, e credo che anche il treno in questo senso insomma abbia avuto questo significato per noi e abbia sposato molto bene quella che è la campagna di prevenzione a livello regionale. Quindi il mio non può essere che un ringraziamento a tutti gli attori che hanno partecipato, a tutti coloro che con noi cercano di promuovere la sana salute, cercano di promuovere tutti gli interventi di prevenzione, ma soprattutto che cercano di andare incontro alle esigenze di tutti. Oggi si parla sempre più di accessibilità, di povertà sanitaria, è nostro dovere cercare di rendere invece minore questa fattura, di rendere sicuramente più equo, più abbordabile, più accessibile il sistema per tutti noi. Un ringraziamento particolare lo faccio a Don Dante per tutto il suo impegno, non solo qui ma in giro per il mondo, per chi sta peggio di noi, ha più problemi, e sa che noi siamo sempre molto vicini e molto attenti, perché pensiamo, come è stato detto, che il diritto della salute sia un diritto per tutti e in tutte le parti del mondo.